Sì, adesso questa mattina si è svolto l'interrogatorio di garanzia e all'esito dell'interrogatorio appunto i due dovrebbero essersi avvalsi della facoltà di non rispondere, per cui noi proseguiamo le nostre attività investigative cercando di cristallizzare quelli che sono gli elementi probatori che possono confermare la loro responsabilità. Voi, Mano, avete un video recuperato un po' per caso, non era fatto da una telecamera di videosorveglianza? No, non era una telecamera di sorveglianza, era un video fatto da una persona che transitava lì in macchina e che appunto ha ripreso la scena principale. E non è un video molto chiaro, chiaramente dobbiamo approfondirlo per capire appunto chi ha fatto cosa e eventualmente poi dare le giuste responsabilità. Si cerca anche una ipotetica seconda arma. Sì, diciamo che è verosimile che possa essere stata usata anche un'altra arma, anche alla luce del fatto che il capo di imputazione nei confronti dei due è cambiato, sulla scorta dell'interrogatorio che il dottor Caprarola, il pubblico ministero, ha fatto nei confronti di uno dei feriti che è stato poi sentito in ospedale. Comandante, mancano ancora alcune cose da chiarire, tipo questi come sono arrivati i due cittadini, insomma i due arrestati. Sì, come vi dicevo all'inizio, l'attività non è un'attività semplice, è un'attività complessa, si parla comunque sempre di un omicidio scaturito a seguito di una rissa fuori da un locale pubblico di notte, quindi le nostre attività proseguono proprio per cercare di far luce su quello che è successo e per dare poi all'autorità giudiziaria i giusti elementi per poter poi procedere. Però fa un po' specie che la discoteca non sia in un centro urbano e che non siano stati recuperati veicoli o mezzi di trasporto. Sembrerebbe che qualcuno forse li abbia accompagnati. Beh, è probabile, però qui siamo sempre nel campo delle ipotesi, nel senso che è chiaro che è un po' inverosimile che siano arrivati a piedi in quel luogo, ma non è escluso, quindi non possiamo escluderlo a priori. Al momento non abbiamo trovato mezzi di locomozione che potessero giustificare o potessero, come dire, fare in modo di farci capire che loro sono arrivati con quel mezzo lì. Comandante, state cercando un po' le immagini, avete sequestrato tutto quello che c'era da sequestrare anche sui social, l'appello se qualcuno dovesse aver ripreso qualcosa, insomma, di farvelo avere. Beh, chiaramente, come dicevo prima, tutto quello che da un punto di vista investigativo e poi chiaramente probatorio può essere utile, noi siamo qui per accoglierlo, quindi chiunque dovesse avere video, foto o qualcosa che ci dia la possibilità di fare ancora più luce su questo fatto è pregato appunto di consegnarci.